Alla vigilia di Natale, i paccheri allo scoglio più buoni della vostra vita. Vi faccio vedere io come si fanno. Andiamo che lo facciamo insieme. Questa ricetta si prepara nel tempo di cottura della pasta. Quindi partiamo calando i paccheri. Olio all'aglio, olio extravergine, gambi di prezzemolo. L'olio è caldo, caliamo cozze e vongole. Le lasciamo aprire e mi raccomando, mano a mano che si aprono, togliamole, se no si stracuociono. E guardate che cozze. Le mettiamo tutte in un contenitore e poi le copriamo con la pellicola, così non si asciugano. E siccome lo so che vi piace mangiare la fritturina di calamari alla vigilia, con le teste e le ali, li tagliamo piccolini piccolini e dopo vi faccio vedere cosa facciamo. Abbiamo filtrato l'acqua dei frutti di mare in una padella pulita, olio ben caldo, ci caliamo le nostre ritagli di calamaro e mentre i calamari rosolano, scampi e gamberi. Gamberi rossi, 2 li puliamo e 2 li lasciamo interi. Scampi, 1 lo puliamo e 1 lo lasciamo intero. Quando i nostri calamari iniziano ad attaccare, declassiamo con acqua delle vongole e delle cozze. Le teste degli scampi e dei gamberi, non buttatele. Le schiacciamo all'interno del sugo. Nettare degli dei. Il timer ha suonato, scoliamo la pasta. Mentre mantechiamo, mettiamo all'interno i 2 gamberi rossi interi, lo scampo intero, polpa di scampi e gamberi e una parte delle nostre cozze e vongole sgusciate. Siamo pronti, mantechiamo con un filo d'olio e del prezzemolo tritato. Senti come canta, senti. E ora impiattiamo, ma la vigilia è una festa conviviale. Mettiamo tutto a centro tavola. I frutti di mare con i gusci li mettiamo sopra. Gamberi rossi, scampo. A sto giro non resisto, devo assaggiarli. Potrei diventare egoista, ma quale condivisione?